Tiratore e presidente della sezione tiro a segno di Agrigento con l'obiettivo di vincere il titolo italiano sfiorato qualche anno fa. Parliamo di Angelo Mauro, l'atleta che rappresenterà il tiro a segno di Agrigento ai campionati italiani in programma al Poligono di Milano da domani all'8 ottobre. Il tiratore agrigentino ha partecipato alla fase di qualificazione in Sicilia, Campania e Lazio, conclusa lo scorso mese di luglio. Mauro si è piazzato nei primi 20 posti della classifica nazionale di fascia. In vista dell'importante appuntamento di Milano si è preparato in palestra e al poligono in modo da trovarsi pronto per cercare di portare a casa il titolo. Lo abbiamo intervistato prima della sua partenza. È un evento molto importante, unico in un anno. Ci sono arrivato dopo un estenuante tragitto composto da diverse gare, cominciate a gennaio, finite nel mese di luglio, gareggiato in Sicilia, in Campania, nel Lazio e grazie a queste prestazioni sono riuscito ad ottenere la partecipazione alla finale dei campionati italiani a Milano. Con lei chi ci sarà? Al momento parto soltanto io perché sono l'unico tiratore della sezione di Agrigento ad essermi qualificato. Spero di portare alla luce qualche risultato importante che manca ad Agrigento da tantissimi anni. Io qualche anno fa sono riuscito ad ottenere un secondo posto, manca da tanti anni il primo posto, il classico titolo italiano. Speriamo che arrivi questa volta. La sezione del tiro a segno di Agrigento è all'avanguardia, parlavamo poco fa dell'utilizzo anche delle forze dell'ordine. Sì, è una sezione fatta con tutti i crismi, è completa, è in possesso di tutte le certificazioni nazionali previste dall'autorità competente, in questo caso il Ministero della Difesa, perché dipendiamo dal Ministero della Difesa. Noi rilasciamo naturalmente il diploma di idoneità al maneggio delle armi verso tutti coloro che devono richiedere il porto d'armi e non hanno fatto il servizio militare. Poi in questa struttura si appoggiano due questure siciliane, una è quella di Agrigento e una è quella di Caltanissetta con tutti i relativi commissariati, si parla di circa 1200 uomini. Loro praticamente il martedì e il giovedì hanno la struttura a loro disposizione e con la loro organizzazione svolgono un regolare addestramento al tiro. La nuova segnaletica sulla nuova 640 farà raggiungere facilmente il vostro sito. Sì, adesso finalmente è stata ultimata la nuova strada che permetterà alla nostra utenza di uscire alla rotonda Grottera Calmuto, seguire le tabelle, la segnaletica che a giorni l'ANAS provvederà a collocare per arrivare subito in pochissimi minuti, facendo pochissimi chilometri presso la nostra sezione.